Il contatto che adesso presentiamo, che è un prestigiosissimo giornalista, un giornalista d'inchiesta, tra l'altro quando l'ho contattato, perché ho fatto una banalissima ricerca su quella che è la filmografia, documentari, reportage su Matteo Messina Denaro, mi è uscito fuori subito questo documentario che è su Discovery Plus, che porta il titolo Matteo Messina Denaro, il super latitante. Lo ha curato Carmen Bogani, ma la voce narrante è quella di Nello Trocchia, che è un giornalista campano, un collega in prima linea nella lotta contro la camorra, un collega coraggioso, che mi ha molto colpito. Infatti poi vedremo su Facebook un frammento di questo documentario. Lo andiamo a presentare subito, diamoci il tempo di fare lo switch tra FM e Eccolo. streaming di Facebook. Un secondo. Abbiamo ascoltato i Muse con il featuring di Elisa e così rientriamo in diretta su Radio In all'interno del nostro Open Day Cinema. Diamo il benvenuto al giornalista Nello Trocchia, ben arrivato. Buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie Nello di aver accolto il nostro invito in un momento per noi di grande euforia, un momento veramente storico. Non ti nascondo Nello che venendo qui in radio, attraversando un po' le strade di Palermo, poco fa raccontava Eliana questa energia che si respira, soprattutto noi che abbiamo vissuto anche il periodo delle stragi rispetto alle giovani generazioni. Dopo 30 anni viene messa veramente la parola fine a questa vicenda, e il mio gancio è stata una collega, Laura Bonasera, che ha lavorato con te a Piazza Pulita, e ho detto guarda, devi mettermi in contatto con Nello perché ho visto questo suo documentario su Discovery Plus che è Matteo Messina Denaro, il super latitante. C'è una narrazione da parte tua, Nello, davvero davvero intensa, e quindi grazie di essere con noi per commentare questo fatto importante, storico, non solo per Palermo, ma forse di portata anche internazionale. Ma innanzitutto dobbiamo dire, io ho realizzato diverse inchieste, una a cui tengo con Giovanni Tizia, che è stata pubblicata su Domani e che è diventato il primo documentario, che è quella che racconta le aree grigie, gli imprenditori che hanno pattinato, contribuito, interloquito con i mondi opachi e anche direttamente con i mondi attorno a Matteo Messina Denaro. Diciamo due cose subito. La prima è una giornata meravigliosa, quella di ieri, ed è una giornata storica per l'Italia, senza ombra di dubbio, perché il fenomeno criminale mafioso nasce in terra siciliana, ma è un fenomeno che si radica negli anni nel nostro paese e che ha contribuito purtroppo negativamente e segnato fasi storiche importanti della nostra storia patria. Purtroppo dobbiamo capire, e io sono da questo punto di vista non molto ottimista, se quella giornata di ieri apre una pagina, se saremo in grado come istituzione, come paese, di scrivere una pagina di verità sulla stagione stragista del 92-93. Cioè Matteo Messina Denaro è lo scalpo per chiudere la fase degli stragisti in carcere. Leoluca Bagarella, Totò Riina, i fratelli Graviano, Matteo Messina Denaro, i corleonesi che decidono di deviare il corso della mafia da quello solito dell'insabbiamento, del rapporto con politica e imprenditoria, del silenzio, dell'inabissamento, e diventano stragisti, terrorizzano lo Stato. Ecco, quella fase lì è finita quell'epoca lì con l'arresto di Matteo Messina Denaro. Il problema è che se Matteo Messina Denaro dirà, e con gli strumenti che lo Stato ha a disposizione riuscirà a fargli dire quelle che sono le parti mancanti, perché l'ala stragista è stata individuata. Il problema è individuare chi ha contribuito a quella stagione stragista e chi ha costruito e consentito che tutto quello accadesse, perché non è stato solo mafia. È un'analisi assolutamente veritiera, attenta. Nello, tra l'altro, si sta lavorando per farlo deporre addirittura il 19 gennaio a Caltanissetta, nel processo che è ancora in corso sulle stragi di Via D'Amelio
e capaci. Vedremo nelle Sì, prossime ore, nei prossimi giorni, se riuscirà ad emergere qualcosa, se si riuscirà. se parlerà. Questo è Consideriamo, il grande... immaginiamo anche che non ci sia tantissimo tempo a disposizione Esatto, proprio per continuare a anche per le tentare sue di precarie arrivare a condizioni di delle salute. verità, poi non ce n'è mai una sola di verità, ma delle altre verità che possano aggiungersi a quanto finora si sa e a tutto quello che ancora non si sa, e ai tanti parenti delle tante vittime di mafia Esatto. che ancora oggi attendono delle risposte che purtroppo non sono mai arrivate. Fra pochissimo avremo l'opportunità di vedere queste immagini, quindi dobbiamo, Nello, noi dare immediatamente la linea alla pubblicità, 1 minuto e torniamo subito insieme qui in diretta con Open Day Cinema di Radio In. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, siamo in collegamento con Nello Trocchia e possiamo immediatamente guardare le immagini che ci permettono di entrare ancora Sì, è un meglio all'interno del documentario. estratto del documentario di Nello su Matteo Messina Denaro, il super latitante di Carmen Bogani. Poi dobbiamo cambiare un po' il titolo adesso, Nello, finalmente, l'ex super latitante. Assolutamente sì, l'ex super latitante. Noi ce ne siamo occupati diverse volte e secondo me il punto è trovare tutti quelli che ruotavano attorno a lui e i soldi soprattutto. Una parte sono stati già sequestrati e confiscati, oltre a provare a capire le verità, ma quello dipende tutto da lui. Oggi teneva a banco questo suo orologio da 35.000 euro al polso. Matteo Messina Denaro è diciamo due cose che secondo me sono importanti. Lui era un vivè, un Don Giovanni, uno che ha fatto sempre la bella vita, e questo fa rabbia perché per 30 anni ha continuato a farla avendo disponibilità economiche gigantesche. Ha viaggiato, ha fatto di tutto in giro, ragazzi, ha viaggiato. Quando noi dobbiamo spostarci da casa nostra a casa di non so chi e dobbiamo prendere mezzo aereo, eccetera, documenti, controlli, eccetera, lui ha viaggiato, ha fatto le vacanze, cioè... Ha fatto la bella vita, ha fatto la bella vita. Noi abbiamo raccontato una parte della sua latitanza in Toscana, in Lombardia, è stato all'estero. Messina Denaro è stato uno che ha vissuto nel Laggio, è stato un Don Giovanni, ha fatto la bella vita. Questo fa rabbia ancora di più perché lui è stato un criminale spietato. Lui è responsabile delle stragi tra i mandanti di Via D'Amelio, di Capaci, delle stragi sul continente, ha ucciso bambini, è un carnefice. E il fatto che sia stato arrestato dopo 30 anni è la gioia per ieri e la rabbia per i 30 anni nei quali spesso lo Stato è stato a un passo dall'arresto di Matteo Messina Denaro, ma poi casualmente, non tanto casualmente, questi arresti sono, quando lui era in una parabola ascendente, sono sempre stati mancati proprio per un soffio. Io ripartirei proprio da quest'ultima frase, perché forse data l'età, data anche la malattia, magari è la fase discendente di Matteo Messina Denaro e non è una coincidenza che si sia arrivati anche nella giornata di ieri poi all'arresto. Facciamo il nostro consueto switch, rimandiamo a dopo ovviamente l'appuntamento con il trailer, lo facciamo fra qualche istante. Siamo in collegamento con Nello Trocchia, fra un po' vedremo anche alcune immagini del documentario Matteo Messina Denaro, il super latitante. Vogliamo anche però raccontare tanto altro, perché il lavoro di Nello Trocchia è un lavoro difficile, un lavoro che porta a raccontare storie che fanno veramente tremare. Lui è campano, possiamo dirlo, vivi ancora con la scorta, Nello, le tue inchieste... Una vigilanza. Le tue inchieste sono coraggiose e proprio in questi giorni è uscita la tua ultima opera, è un libro edito La Terza, Pestaggio di Stato. Mi piace tantissimo dare evidenza a questo tuo ultimo lavoro, Nello, occupandoti di un fatto di cronaca che è avvenuto il 6 aprile del 2020, dove 283 poliziotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere cosa fecero, Nello? Massacrarono di botte dei detenuti inermi del reparto Nilo. Io faccio il cronista e ho il dovere di raccontare tutto quello che ha interesse pubblico. Mi sono occupato per anni, mi occupo ancora di mafia, di mala politica e di corruttela,
ma questa storia che mi ha trasformato, mi ha cambiato, mi ha segnato, perché è una storia nella quale per la prima volta ho approcciato in maniera esaustiva, completa, profonda con il carcere. In realtà io lo dico sempre, è un'inchiesta, perché io per la prima volta nel settembre 2020 ho tolto qualsiasi tipo di condizionale e ho detto che a Santa Maria Capua Vetere, sul mio quotidiano Domani, al Francesco Uccella c'era stato un pestaggio di Stato. Da lì poi è nato un libro in cui racconto e rivelo particolari inediti su quella giornata. I poliziotti penitenziari entrarono e hanno picchiato per oltre 4 ore dei detenuti inermi che nulla avevano fatto se non protestare pacificamente il giorno prima per chiedere mascherine nel periodo dell'emergenza Covid. Erano detenuti di un reparto nel quale ci sono tossici, persone che hanno commesso reati minori in un certo di criminalità organizzata. È un libro che, dico sempre, è un'inchiesta non sul carcere, ma sul potere e le menzogne del potere, ed è un'inchiesta sugli ultimi, su quelli che non hanno gli studi legali alle spalle, su quelli che non hanno protezione, su quelli che non hanno le guarentigie, non hanno le immunità, su quelli che vivono il carcere anche perché è un paese che ovviamente urla e strepita ma non riesce a depenalizzare, a offrire un'idea di carcere moderno, che non significa soltanto occuparsi e realizzare appieno l'articolo della Costituzione che prevede la rieducazione, ma questa storia riguarda tutti noi, tutti quelli che di mattina si svegliano nelle periferie delle nostre città e vanno a lavorare, perché se un carcere è un carcere moderno, noi avremo un minor numero di recidive, cioè le persone quando escono dal carcere rieducate non commetteranno altri reati, e quei reati pesano nella sicurezza di chi la mattina si alza e va a lavorare, non certo nei perimetri protetti e scortati dei palazzi della politica. Permettimi, Nello, di spezzare un po' una lancia a favore degli agenti della polizia penitenziaria. Non dobbiamo demonizzarli, perché, come hai appena detto, sono persone che si alzano la mattina, lasciano le famiglie e si vanno a chiudere in un carcere senza avere commesso reati. È anche vero che questa è una delle professioni più usuranti, Nello, e anche da un punto di vista psicologico c'è spesso un crollo da parte di molti agenti, ne abbiamo parlato tante volte. C'è un caso di suicidi altissimo fra gli agenti di polizia penitenziaria. Ti faccio una domanda secca da giornalista a giornalista: perché secondo te è scoppiata questa ferocia da parte di alcuni agenti nei confronti di queste persone inermi? Purtroppo quello non è stato un caso di mele marce. Io conosco tanti agenti e investigatori da anni, e ci sono persone per bene in ogni categoria, ma quella è stata una decisione che è stata assunta dal provveditore regionale che dispose la perquisizione, che si è trasformata in una mattanza, in un pestaggio di Stato. C'è la responsabilità della catena di comando, c'è la responsabilità di chi ha picchiato. Di recente, l'ho raccontata anche sui social, oltre a farci un'inchiesta per il mio quotidiano Domani, io ho avuto la possibilità di intervistare uno degli agenti sotto processo, perché mi ha scritto una mail bellissima, oltre ovviamente in parte a criticare e a dolersi del lavoro che io avevo svolto, ed è legittimo, anche e soprattutto quando l'ho sentito al telefono lui mi ha detto: io ho fiducia in lei, anche se ha scritto di me e di noi, perché ho letto le sue inchieste sulla mafia e io penso che lei sia una persona credibile. Ne è uscito fuori un dialogo molto franco, nel quale io gli imputo e gli contesto non solo gli elementi che sono propri all'interno del processo, ma soprattutto l'elemento del silenzio e dell'omertà, perché chi è pubblico ufficiale, ma anche chi non lo è, non deve accettare che tutto quello avvenga nel silenzio. E chiaramente le sue risposte sono risposte di un agente della penitenziaria che sta lì a servire lo Stato da anni e che si è trovato in una storia gigantesca dove ha commesso inevitabilmente degli errori, ma c'è, come dire, anche il passo indietro, la comprensione, la capacità di lettura di quei fatti, e c'è venuto fuori un dialogo che poi in un certo modo è una coda del mio libro e della mia inchiesta. Perché è successo lo racconto nel libro, ma i fattori, gli elementi sono differenti. Io dico una cosa, che oltre alla evidenza della difficoltà di fare l'agente penitenziario, io vorrei una classe politica differente, perché pure io posso dire che gli agenti penitenziari guadagnano poco e i rinnovi contrattuali sono sempre votati al ribasso, fanno un lavoro molto complicato. Ecco, ma al netto di questo, che non giustifica quello che hanno fatto, perché hanno devastato e distrutto Carta Costituzionale e onore
e fedeltà ai valori della Repubblica, bisognerebbe anche fare qualcosa. Nell'ultima manovra finanziaria hanno tagliato 35 milioni di euro alla polizia penitenziaria, bisognerebbe investire sulla formazione, ma sono gli stessi funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che io intervisto in anonimo nel libro che mi raccontano che qualcosa non va. Non va se noi abbiamo delle carceri senza direttori, dove i direttori devono controllare 2 o 3 carceri, non va perché abbiamo il solito sovraffollamento, non va perché abbiamo dei carceri che sono delle strutture fatiscenti per chi è recluso e per chi ci lavora. Quindi quando parliamo di agenti penitenziari e di questa storia non la possiamo mai chiudere dicendo fanno un lavoro complicato. Alla complicanza di quel lavoro bisogna dare delle risposte, altrimenti è propaganda, e ovviamente noi giornalisti sulla propaganda dobbiamo lavorare per smontarla. Fatemi dire solo una cosa. Io vengo in Sicilia dopodomani a presentare il libro. Quindi, per chi volesse sarò... Dove? E sembra il cantante, quindi no, dai. No, ti dico, però mi piacerebbe poi interloquire con le persone anche di presenza, anche scontrandomi dialetticamente, che è una cosa a cui tengo. Allora, io sarò a Messina giovedì alle 17:30, il 19, poi sarò a Catania alle 18:30 il 20 e sarò il 21 a Pozzallo, quindi farò Messina, Catania, Pozzallo, e sui miei social, su Instagram, su Facebook, i miei social trovate questi appuntamenti. E ti stai dedicando alla Sicilia orientale, poi dovrai dedicarti alla Sicilia occidentale, Nello. Dico alle parti d'Italia dove ti invitano, certo. Vediamo di organizzare qualcosa I su contenuti Palermo. che sono usciti sono veramente tanti, e mi piacerebbe poi che Nello ritornasse poi nel nostro programma, perché devi guardare lui, non devi sono guardare tantissimi. No, dico, Eliana ha tirato fuori tanti di quegli argomenti veramente che ci ha dato un sacco di stimoli. E lo so, voglio chiudere questa bella chiacchierata con quel trailer che avremmo dovuto vedere all'inizio, ma che ovviamente, rapiti dai tanti discorsi che abbiamo fatto, abbiamo messo un po' da parte. Chiudiamo quindi con il trailer questa nostra chiacchierata. Intanto, Nello, grazie per essere stato qui con noi quest'oggi. Grazie a voi. Grazie Nello, buon lavoro. Complimenti Ciao. per tutto, davvero. Grazie, un abbraccio. E continuiamo, dicevamo, proprio dalle immagini del trailer, così la chiusura, ricordandovi che lo trovate su Discovery Plus, che si intitola Sulla latitanza di Matteo Messina. Per latitante, guardiamo insieme queste immagini. Sulla latitanza di Matteo Messina Denaro esistono solo ipotesi e una certezza: quando si muove lo fa solo per affari. A proteggerlo c'è una zona grigia fatta da imprenditori, professionisti e politici. C'è un'area grigia che ha imparato a farsi mafia da sé. Un imprenditore che truffa lo Stato per avere 4 milioni di euro per fare uno stabilimento e poi abbandonarlo è un truffatore. 20 imprenditori che lo fanno, con lo stesso commercialista, lo stesso politico come referente, diventa per me una rete criminale. Matteo Messina Denaro si lascia alle spalle la stagione delle stragi e diventa regista di trame finanziarie che garantiscono costanti profitti alla mafia. Secondo me Matteo Messina Denaro aveva l'idea imprenditoriale abbastanza lungimirante e verticalizzante. Se un uomo di potere, di controllo, permette di fare impresa, caspita, ben venga 10 Matteo Messina Denaro in Sicilia, e così la Sicilia finalmente fa impresa. Di Matteo Messina Denaro, che si occupa di imprese, esistono anche pizzini. Sono stati ritrovati nel covo di Bernardo Provenzano, che viene arrestato dopo anni di latitanza nel 2006. Messina Denaro scrive a Provenzano e racconta di affari e di estorsioni in provincia di Trapani. Matteo Messina Denaro è l'ultimo dei Corleonesi. Presso Messina Denaro non finirà la mafia, è chiaro, e finirà sicuramente questa stagione criminale, che già in parte è finita, perché la mafia è tornata a essere quella che era prima dei Corleonesi, cioè un'abissata, sommersa e silenziosa, poco inclina alla violenza, diciamo, eversiva, alla violenza visibile. Matteo Messina Denaro, insomma, è il boss che traghetta nel futuro Cosa Nostra, ma non tutti hanno apprezzato la sua modernità. Messina Denaro c'ha altri obiettivi. Totorina si lamenta proprio in questa assenza di dedizione all'organizzazione. L'organizzazione pro domo sua, non pro domo Cosa Nostra.
Pensa troppo a cosa sua Matteo Messina Denaro e per questo dal carcere Totò Riina lo aveva scomunicato. È stato qualche anno con me, ha imparato bene, diceva Riina intercettato in carcere, ma poi si è messo a fare la luce. Il riferimento è alle energie rinnovabili, settore redditizio per Matteo Messina Denaro. Ecco, abbiamo visto così alcune delle immagini del documentario Matteo Messina Denaro, il super latitante. Abbiamo detto ormai Ritmo dobbiamo aggiornare il titolo, l'ex sì, super latitante. Che sì. bella vittoria questa io dico di tutta la società per bene, non solo dello Stato, delle forze messe in gioco per riuscire ad ottenere questo risultato, ma di tutti quei cittadini che hanno applaudito di fronte a questa notizia. Sembra un ritorno ai lenzuoli bianchi. Lo è decisamente. Ci risentiamo fra poco, adesso c'è la pubblicità.